Al via la corsa del pentastellato Enrico Cappelletti alle elezioni regionali. A sancire la sfida oggi a Mestre del Movimento 5 Stelle al governatore leghista della regione Luca Zaia è stato il ministro Federico D'Incà. Senatore della scorsa legislatura, esordito D'Incà presentando Cappelletti, persona di grandissima esperienza che ha portato avanti grandi battaglie per il movimento all'interno del territorio del Veneto. La gestione della Lega degli ultimi 20 anni, anche per dire poco, sono 20 anni che Zaia sta in Regione Veneto e i risultati li vediamo. Per carità, bisogna rivolgere il nastro a qualche mese prima dell'emergenza Covid. E allora ci renderemo conto che avevamo la zona inquinata, le falde acquifere, la zona di falde acquifere più grande d'Europa, grande come il lago di Garda. Il problema dell'inquinamento a FAS, bastava chiudere la linea di produzione di FAS, per tempo non è mai stato fatto. Vogliamo partire dagli errori che sono stati fatti fino adesso per non farli. E poi possiamo rilanciare un nuovo sviluppo della nostra regione che si basi su quello che è in questo momento che offre maggiormente le opportunità di sviluppo anche economico per le nostre piccole e medie imprese, che è la sostenibilità. Alleanze in Veneto non ce ne saranno, dicono i 5 Stelle, e si corre con la consapevolezza di una sfida complessa. Siamo consapevoli che non sarà facile, noi naturalmente faremo del meglio che possiamo fare, soprattutto per far capire che una regione diversa è possibile. Prendete ad esempio come sono state gestite le infrastrutture nella nostra regione, faccio un esempio per tutti, Pedemontana Veneta. Ora nessuno discute sull'utilità di quest'opera, ma perché un'opera che sarebbe potuta costare poco più di 2 miliardi facendo una normalissima gara d'appalto, i cittadini del Veneto, gli automobilisti del Veneto dovranno pagarla 6 volte di più. Tra i punti di programma l'autonomia. Se non ci fosse stato il Covid, la legge quadro sarebbe già arrivata in Parlamento. Ne stavamo discutendo nel mese di gennaio e di febbraio, eravamo già ad un passo molto avanzato, stava per uscire in Consiglio dei Ministri, ma poi il 21 febbraio è arrivato il Covid. Spegniamo il Covid e l'emergenza dal punto di vista sanitario e torniamo alle grandi tematiche di questo Paese, tra cui l'autonomia che tanto è sentita all'interno del Veneto e che io stesso ho votato. Siamo convinti che sia una riforma utile e anche necessaria in Veneto, questo anche alla luce del referendum che si è tenuto, che ha avuto il Movimento 5 Stelle tra i suoi sostenitori e quindi siamo convinti dell'utilità di questa riforma.